Con Massimo Mariotti, a termine dell'incontro col Sarzana, una sconfitta per 3-1, una prestazione sicuramente che non ti ha soddisfatto, quella di stasera. No, quando perdi 3-1 in casa era una partita per noi fondamentale, perché vincendo questa partita sicuramente eravamo fuori dai play-out e eravamo quasi sicuramente dentro qualunque posizione finale dei play-off. E invece purtroppo abbiamo fatto un primo tempo, anche per merito del Sarzana e per demeriti nostri, sotto le aspettative. Abbiamo subito 2 gol evitabili. Poi abbiamo avuto cuore, questo è innegabile, la squadra ha giocato per cercare di recuperare la partita, abbiamo avuto il rosso con Tonci, quindi anche limitati nei cambi, e poi quando nell'Oche di oggi hai 5 palle dirette, ne fai una e perdi 3-1, alla fine non ti devi arrampicare sugli specchi. Abbiamo perso, il Sarzana è stato più bravo di noi, ha capitalizzato meglio di noi le situazioni di partita, e quindi questo è un risultato che chiaramente ci complica abbastanza, anche visto il calendario, il proseguo del campionato, però fa parte dello sport e va accettato. Dobbiamo resettare e da lunedì pensare alla prossima partita a Sandrigo, che sarà una partita difficilissima, avremo anche De Oro squalificato e quindi niente. Prima della partita si pensavano altre cose, ora se ne deve pensare una sola, cercare partita per partita di raggranellare i punti necessari. Sì, la vittoria del Sarzana forse è il risultato più importante in chiave salvezza, che rimescola un po' le cose, cambia un po' dal punto di vista anche inserendo all'interno della lotta riprende il Viareggio per il Grosseto, quindi a questo punto si tratta anche un po' di andare a fare punti su campi difficili. Sì, teoricamente abbiamo 2 trasferte sulla carta abbordabili, una a Sandrigo e una a Novara, e 2 proibitive, una a Lodi e una a Trissino, e poi abbiamo la partita in casa col Valdagno e col Forte dei Marmi. C'è poco da girarci intorno, se vogliamo correre da soli dobbiamo fare punti nelle partite o fuori casa più abbordabili o essere decisivi nelle partite in casa. E poi ci sono anche scontri diretti fra le altre, i nostri sono scontri diretti, sicuramente andiamo a Sandrigo non a fare gli agnelli, ma a giocarci la nostra partita. E ripeto, io non posso rimproverare niente alla squadra per quanto riguarda il cuore, però chiaramente è tutta la stagione, noi facciamo tanta fatica a capitalizzare, costruiamo ma non capitalizziamo per quanto costruiamo. Ho rammarico col senno di poi perché avevo chiamato il time out sul 2-0 e non sono riuscito a fermare il tempo, abbiamo preso palo e sull'azione successiva abbiamo preso il terzo gol. Questo è lo sport, è così, va accettato, dispiace, però sapevamo che il nostro campionato sarebbe stato una via crucis, quindi resettiamo e cerchiamo di lavorare di gruppo tutti insieme, uniti per l'obiettivo. Allora, grazie e in bocca al lupo per il futuro.